Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, ragazzi, sono abbastanza furioso, ho fatto la mia miglior gara in un tracciato nuovo che veramente mi piace tantissimo, cioè la Finlandia. Però c'era il video ma non la registrazione, cioè non l'audio. Il microfono ogni tanto sapete che fa le bizze e sinceramente andare a fare la telecronaca del, della gara appena fatta non avevo voglia. Siamo arrivati quinti, sotto diciamo, cioè non pioveva però il tracciato era bagnato. Abbiamo un po' recuperato, miglior risultato, purtroppo è andata un po' così, siamo sempre indietro comunque dal 10° posto e di parecchio, ma insomma è una piccola soddisfazione. Adesso facciamo un Brno insieme sperando di non avere problemi, veramente, guarda, ci ho tirato giù tutti i santi, i vivi e anche quelli a metà e metà. E niente ragazzi, ci vediamo dopo le qualifiche e niente, speriamo ci sia un po' la rinascita del Kuma dopo 2 gare negative, questa bella ma buggata e mo vediamo, Brno, gara sì, di solito favorevole per noi. Ok ragazzi, 12° posto in griglia, secondo me la difficoltà è aumentata senza aumentare la percentuale, quindi hanno proprio salito la difficoltà media di base e niente, andiamo, obiettivo 15° posto, speriamo di fare qualcosa. Vai! Scatenare l'inferno. Vai! Si parte, Gran Premio della Repubblica Ceca, con la difficoltà di base aumentata nell'ultima patch. E si vede. Argentina bella prestazione anche per la pioggia che il CPU va comunque più lenta. Comunque gara bellissima, strafavorevole come Brno. Possiamo tranquillamente recuperare a Brno, ne sono certo. Possiamo fare volendo anche meglio della Finlandia. Basta crederci. Dai. Quantomeno siamo 12°, non abbiamo perso niente. Solo stare attenti un po' ai danni. Ok. Perfetto. Gara iper favorevole per noi, lo sappiamo. I comendiani di vecchia data lo sanno. Bellissimo, questo è internazzo puro. Dai che stiamo prendendo ritmo, solo che siamo troppo discontinui. Cioè qua Brno prepaccia, potevo vincere, adesso hanno aumentato la difficoltà perché ci sta, però non alzo più il livello onestamente. Non lo alzo più, mi rifiuto. Che siamo ancora pippe obese. Ma non uso le wine come avete visto, 2 ritiri, però. Cioè nelle gare favorevoli posso anche andare benino, ma in quelle sfavorevoli arrivo ultimo, poi si alzo il livello. Finlandia nel video incriminato senza audio, ho provato a fare un'offerta con la KTM che voleva il 5° posto, neanche ci prendono in considerazione scuderie con più prestigiose di questa, quindi devo stare qua tutto l'anno e sperare nello sviluppo. Siamo noni. No good back, no good. No, guarda per guardare la classifica, zio sento. A rosicchiare qualche altra posizione, secondo me nelle mie corde, ma la moto è troppo scarsa ragazzi, mamma mia, guarda che roba. Ho la moto della Chicco, il catorcio infernale. Quanto mi mancano per i vecchi MotoGP più semplici, senza sbattimenti di robe, di partenze, mamma mia. Esternazzo, attenzione, ma sei coglione, sei cretino andare così, sei cretino Morbidelli, non me ne frega niente, non mi lasci passare e sei costretto ad andare sull'erba e ciao. Cazzi del Morbi sinceramente. Spero che la mia rimonta non finisca qua perché sennò ho dolori. Veramente tanto difficile per me, veramente non so come sia cambiato in 2 o 3 anni, ma non me lo so spiegare sinceramente.
Dai, però, dai. Danni moderati, ma se... No, vabbè. Che bello. Non la tengo più, chiaramente. Devo salvare il salvabile adesso. Niente da fare. L'unica cosa certa è che ho capito che con la pioggia quantomeno vanno più lenti. Questo è già positivo, insomma, speriamo che va sempre. Per finire nei top 10, anche se il campionato non finirò decimo, salvo un miracolo veramente nelle gare successive. Il problema è che adesso la sento che la moto ha veramente tanti e tanti problemi. Faccio fatica, sicuramente non rimonterò più. Questo è poco ma sicuro, devo tenere con i denti il 10° posto. Devo sperare in un crollo degli avversari, non so, o cadute. E con la pioggia cadono molto di più, questo sicuramente. Dai, mamma mia, capisco che ho dei danni, però... È un disastro così. Siamo un po' la mescola, se no, la miscela. Se no non arrivo a fine gara. Consolidando almeno la 10ª piazza. Ok. Vai. Male, male, male. Teniamo duro, beh, teniamo duro. Adesso parlo poco, ma sono concentrato anche perché la moto è veramente messa male, quindi ho paura di fare errori. Il 10° posto comunque è prezioso, sono punticini irridati in una gara che però mi aspettavo molto molto di più. Proprio, cioè, perfino il rettilineo non sta dritta, cioè veramente è pazzesco. Peccato, perché secondo me con una moto a posto potevo far molto di più. Che rabbia, che rabbia. No, lungo, 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 ti prego non cadere, grazie. My god, che rischio. Ok, final lap come indiani, cerchiamo di mantenere la 10ª piazza. Dobbiamo tenere la 10ª piazza a tutti i costi per fare qualche punto. A rosicchiare qualcosa. No. Ma che... No vabbè, ma è pazzesco, ma mi vengono loro addosso, cioè io non posso vedere gli avversari, cioè è spaventoso, io giro, mi arriva addosso, mi rimetto in dritto e mi vengono addosso.
e cade, si incazza anche, attenzione. Sì, comunque non ho più la moto, raga, non ce l'ho veramente più. Oggi ho ammazzato qualcuno, ma sono sempre più le persone loro che mi vengono addosso a me. Mamma mia, non ho più la moto più. Mamma mia, mamma mia. Non gira più, non gira più. Rischio di perdere anche la 10ª piazza perché lo sento che è molto vicino. Eccolo qua. Escargot è molto vicino. Sarà dura fare un duello con una moto messa sicuramente meglio della mia. Mamma mia, quanti problemi, non la tengo più, non la tengo più. Non la tengo veramente più. E la perdo all'ultimo. All'ultimo perdo la 10ª piazza con una moto finita. Non è contento veneziano. Andiamo alla classifica. 8 punti, abbiamo 8 punti. Possiamo ancora farcela, ma la vedo difficile. Niente, con l'ultima patch non siamo più competitivi neanche per la top 8 o la top 5. Solo la pioggia ci può salvare, ragazzi, solo la pioggia, Con la pioggia vanno più lenti e allora abbiamo più chance, quello sicuramente. Ok, prossima gara Austria, altra gara iper favorevole. E vediamo un po' cosa combiniamo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!